Seconda corsa, confronto riservato ai gentleman per la selezione regionale del campionato italiano, prima delle due prove della giornata. 1 Buffalo Wise AS, 2 Urbino Sartor, 3 Butterfly Horse, 4 Aria Pink, 5 Tempesta Mark, 6 Beverly Jet, seconda linea 7 Aurora Key, 8 Zambana. Favori per Beverly Jet numero 6, Matteo Zaccherini, macchina che accelera, lascia andare i concorrenti. La più veloce è proprio Beverly Jet che cerca di avvantaggiarsi su Butterfly Horse che difende per il momento la posizione, poi lascia sfilare l'avversaria che in 100 metri è leader. Beverly Numero Jet 2 Urbino su Sartor Butterfly Horse. squalificato. Tanto la squalifica per Urbino Sartor, se ne vanno i primi 200 in 14,1 per Beverly Jet che guida nei confronti di Butterfly Horse, quindi più indietro Aria Pink che concede però una decina di metri abbondanti ai primi due, tanto 400 iniziali. In 29 secchi da parte di Beverly Jet che è sempre in schiena Butterfly Horse, ora cerca di riavvicinarsi Aria Pink, mentre per corsie esterne si impegna Aurora Key e ne prende la schiena. Buffalo Wise almeno cerca di farlo, ma viene poi sopravanzato anche da Zambana che continua nella sua progressione, va in terza ruota, ma subisce ovviamente l'anticipo da parte di Aurora Key. E così se ne vanno i primi 800 metri di gara in un minuto appena abbondante, siamo ormai all'altezza del chilometro, cede intanto Zambana e il chilometro se ne va nell'ordine dell'1.14,9. Insiste invece all'esterno Aurora Key che affianca Butterfly Horse, terza posizione sempre per Aria Pink, poi Buffalo Wise L. Cavalli a 400 dalla conclusione con Beverly Jet in vantaggio, seconda posizione per Butterfly Horse, all'esterno Aurora Key, terza posizione per Aria Pink, non cambia niente neanche a metà della curva conclusiva. Cerca di allungare Beverly Jet perché si fa pressante l'azione di Aurora Key all'ingresso addirittura d'arrivo. Beverly in vantaggio, Aurora che attacca, poi lungo la corda Butterfly Horse, ultimi 80 metri di gara con Butterfly Horse che all'interno riesce a passare per vincere sulla stessa Beverly Jet, mentre al terzo finisce praticamente con poco spazio per correre Aria Pink che subito dopo il palo si getta di galoppo. Andiamo a rivedere le fasi finali un po' concitate con la crisi di Beverly Jet, Butterfly Horse che ne approfitta all'interno, al terzo posto Aria Pink. La vittoria quindi per Butterfly Horse e Michela Rossi, assegno per conto di Franco Baldini e dello stesso signor Franco Baldini che è anche l'allenatore. Andiamo a rivedere ancora le fasi finali con numero 3 di Butterfly Horse che vince, mentre sbaglia sicuramente dopo il palo Aria Pink che conquista così la terza piazza.